La 24esima giornata del campionato regionale Under 17 per il girone C al Despar Stadium andava in scena la sfida tra Città di Messina e la Meridiana. Le telecamere della Wii Sport nella giornata di ieri vi offrivano la diretta streaming di questa sfida. Andiamo oggi a rivedere gli highlights. Sfida alla quale il Città di Messina arrivava dopo la vittoria nel precedente turno sul campo della Tirrenia per 3-2, 55 punti conquistati dai ragazzi di Mister Cosimini fin qui a meno 4 punti di distanza dal primo posto, occupato sempre dal Camaro di Mister Cruciani, che nella stessa giornata vinceva per 2-0 contro lo Junior Calcio Acireale. Archiviato dunque sembrerebbe il discorso primo posto per i giallorossi, che però vincendo quest'oggi porterebbero il proprio vantaggio sul terzo posto, occupato proprio dalla formazione etnea a 10 punti, e così facendo non si disputerebbe la finale playoff. Sarebbero i giallorossi ad accedere alle fasi finali regionali, ma c'è ancora tutta una gara da giocare e soprattutto il Città di Messina ha ancora il turno di riposo da rispettare. Saranno le ultime due possibilità dunque per i ragazzi di Mister Cosimini per guadagnare punti. Nel frattempo noi con le immagini passiamo a raccontarvi della sfida, che si apre con un'occasione al secondo minuto per la formazione ospite della Meridiana, con il proprio numero 10 Di Paola che non riesce però a centrare lo specchio della porta. Ancora la Meridiana che si fa vedere in avanti al quinto minuto con il proprio numero 17 che va da là, che non riesce però a dare la giusta forza al suo destro. Foti può tranquillamente bloccare, ma è sempre la formazione di Mister Mazzullo che ha iniziato, sembrerebbe, fortissimo rispetto agli avversari, a farsi vedere pericolosamente in avanti. Ancora un'occasione per Salvatore Di Paola che sciupa da due passi però l'occasione per il possibile 1-0. 14esimo minuto, ancora il pallone che finisce sui piedi di Di Paola, che questa volta se la porta sul sinistro, prova a calciare, incrocia sul palo lontano ed è Salvatore Di Paola a portare in vantaggio la formazione della Meridiana dopo le ripetute occasioni conquistate dai ragazzi di Mister Mazzullo in questi primi minuti di gara. È proprio numero 10 a siglare il gol che vale il vantaggio. Lo rivediamo a rallenti, splendido il gioco di gambe di Di Paola che addormenta un avversario e poi col sinistro incrocia sul palo lontano di Foti che non ha potuto nulla. È 1-0 Meridiana che continua a spingere in avanti, qui conquista un calcio di punizione che sarà ancora lo stesso numero 10 a provare a trasformare centrale, però il tentativo Foti non ha problemi a far sua la sfera. Per vedere la prima vera occasione per il Città di Messina bisogna aspettare il 19esimo minuto, quando Majorana conquista un calcio di punizione dal limite dell'area, ribattuto dalla barriera, pallone che finisce di nuovo sul destro del numero 7 che anche in questo caso non c'entra lo specchio della porta. Qui attenzione all'errore in fase della retroguardia della Meridiana che potrebbe favorire il Città di Messina. Samuel Corso viene atterrato così dal numero 37 che è sciuto. Per il direttore di gara non c'è nulla, comanda solo calcio d'angolo. Rimane forse qualche dubbio a rallenti che non chiarisce alla perfezione ciò che è accaduto in area di rigore. Città di Messina che prova a chiudere il primo tempo in avanti ancora con il proprio numero 10 che prova a trasformare questo calcio di punizione, che però non ha problemi Basilotta a controllare. È stata questa l'ultima emozione del primo tempo. Arriva infatti il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le squadre a riposo sul parziale di 1-0. La firma di Salvatore Di Paola che sta fin qui decidendo l'incontro tra primo e secondo tempo. Un cambio per la formazione del Città di Messina, entrerà Maurelio Macelli che prenderà il posto di Flavius Catalin. Si torna in campo, la trama di gioco sembra essere la stessa anche in questo secondo tempo e la Meridiana a partire forte con un'occasione con il proprio numero 7 Camara. Dall'altro lato il Città di Messina risponde con Corso che danza in area di rigore, serve il pallone dentro l'indirizzo di Nicola Majorana che prova a liberare il destro, allontana praticamente sulla linea un difensore della Meridiana. Attenzione perché sul pallone ci arriva l'altro Majorana, Roberto, che prova a fare tutto da solo, si incuna in area di rigore, supera tanti avversari come se fossero birilli, alla fine però viene chiuso in calcio d'angolo dagli sviluppi dello stesso, pallone messo dentro per la testa Diamante che da due passi non riesce però a inquadrare lo specchio della porta. Grande occasione per il Città di Messina che sembra essere però partita forte in questo secondo tempo. Siamo qui adesso al sesto minuto, un po' di confusione in area di rigore, pallone che finisce sul destro di Gennaro che lascia partire una bomba che si infrange all'incrocio dei pali. È Michele Gennaro che porta il punteggio sull'1-1. Città di Messina che recupera il risultato e torna sul pari grazie al destro del proprio numero 11 Michele Gennaro, che abbiamo rivisto a rallenti. Non poteva nulla Basilotta, pallone che si è spento all'incrocio dei pali. Dall'altro lato adesso è una bellissima sfida, ancora la Meridiana in avanti, Di Paola non è riuscito a calciare verso la porta, ci prova invece Francesco Vadalà, il capitano, il numero 8 della Meridiana che non c'entra però il bersaglio grosso. Altro cambio per la formazione di Mister Cosimini. Esce infatti Benuti per far spazio a Pietro Junior Santa Paola, quando ancora il Città di Messina prova a farsi vedere in avanti, il pallone per Corso che è in posizione regolare. Samuel Corso alla freddezza per mettere a sedere il portiere e fare 2-1. Il Città di Messina l'ha ribaltata quando siamo al 16esimo minuto del secondo tempo con il numero 10 Samuel Corso fa 2-1. Avanti adesso i giallorossi che conducono questo incontro. La Meridiana non ci sta e prova a farsi vedere dall'altro lato, dove ancora con il proprio capitano Francesco Vadalà conquista un'occasione clamorosa
clamorosa, ma da due passi il numero 8 spedisce al lato, anche stanchissimo il numero 8, il Città di Messina, che invece dall'altro lato ha un'occasione per chiuderla definitivamente, ancora con il proprio DS Samuel Corso, che da due passi però si fa ipnotizzare dall'estremo difensore Basilotta. E ancora Città di Messina, qui Majorana bravissima a mettere il pallone dentro per la testa, Diamante, ed è il capitano a fare 3-1. Città di Messina che adesso conduce con 2 gol di vantaggio. Giuseppe Amante mette la testa e mette la firma del gol che probabilmente chiude anticipatamente la gara. È 3-1 adesso per il Città di Messina, doppio vantaggio per i padroni di casa, che dopo essere stati sotto l'hanno completamente ribaltata. Altro cambio per la formazione di mister Cosimini, esce Spuria ed entra Spanò. Sono ancora i giallorossi che provano a farsi vedere in avanti per arrotondare ancora il risultato. Qui è ancora Gennaro che ci ha provato col destro, pallone che si è spenta alta, l'ultima occasione per Gennaro che lascerà il posto a Gioele Guglielmo. Dall'altro lato al 38esimo minuto la Meridiana prova a farsi rivedere in avanti con questo calcio di punizione affidato a Di Paola, che però non c'entra per nulla lo specchio della porta, mandando abbondantemente alto il pallone. Altro cambio per il Città di Messina quando siamo quasi alla fine della gara, esce Nicola Majorana, entra Battiato. L'ultima occasione di questa sfida è un'occasione clamorosa ancora per il capitano Giuseppe Amante, che da due passi non c'entra lo specchio della porta. Scampoli di gara anche per Panetta, che prenderà il posto di Corso, ma non ci sarà più tempo. Il triplice fischio da parte del direttore di gara che mette fine alle ostilità. Città di Messina che si impone per 3-1 sulla Meridiana, si porta a 58 punti, così non si disputerebbe la finale playoff e sarebbero proprio i giallorossi ad andare alle fasi finali, ma c'è ancora tanto da giocare. Un saluto e alla prossima!